Amici sportivi del kart del Triveneto, benvenuti e bentornati al campionato 2023 per assistere a un nuovo appuntamento. In questo caso, come vedete dal titolo, siamo a Pomposa sul mitico circuito nel Ferrarese, precisamente nelle valli del Comacchio. E in mia compagnia, ovvero di Luca Malaspina, ci sarà anche il nostro Marco Muccia. Ciao Marco! Ciao Luca, ciao a tutti e benvenuti a questa gara che promette grandi emozioni, queste batterie del circuito di Pomposa, nelle Valli del Comacchio, come hai detto tu giustamente. Ci aspettiamo una grande sfida dopo due caratterizzate dalla pioggia, dall'imprevedibilità. Oggi il meteo è sereno. Sì, allora, tu Marco non c'era la volta scorsa, però nel quinto appuntamento, ovvero di quello di Chioggia, il circuito era asciutto e di conseguenza abbiamo assistito a delle spettacolari batterie sull'asciutto. Come potete vedere da questi freschissimi highlights delle varie batterie che commenteremo tra poco, invece staremo sull'asciutto anche per questo appuntamento. Però iniziamo a commentare la prima batteria con la Bronzo 2, con Mattioli in pole position in 1.11.995, ad affiancarlo sarà Elia 36, poi abbiamo in seconda fila il Couge con Zach, in terza fila Gianda 86 e Dalvai, e con Oscar 10 e Check Nick in quarta fila completano la prima parte della griglia. Poi abbiamo Gattol e Poggi in quinta fila, in sesta Tom Carter e Ruocco in undicesima e dodicesima posizione, e poi abbiamo Salvo e Ludo FRZ in tredicesima e quattordicesima casella. Poi abbiamo Jack 46 e Eddie a chiudere la seconda parte della griglia. Poi abbiamo E.Kumara e CH87 che apre l'ultima parte della griglia. Poi abbiamo Alex07 e Ari85 che non ha stabilito un tempo, e anche poi CH87 che è stato retrocesso dalla griglia e addirittura non parte perché la gara è appena partita. Ma vediamo subito dalla grafica dei tempi in alto a sinistra che CH87 non è partito a questa gara, quindi abbiamo già un colpo di scena, un ritiro prima ancora del via. Però come abbiamo detto, la categoria Bronzo 2 è partita, e diciamo che queste prime curve abbiamo già Mattioli, se non erro, che già prende il largo. Già preso il largo, già preso un gran distacco, ma vediamo una bella battaglia, soprattutto nelle retrovie, perché comunque la pista è larga e consente la possibilità di creare tanti sorpassi anche per l'incrocio di traiettorie differenti. Probabilmente Mattioli è già partito alla grande, ma occhio alla bagarre dietro, perché c'è tanta competitività. Sì, hai ragione Marco, tra l'altro poi ne parleremo più avanti delle caratteristiche del circuito di Pomposa, però insomma è un circuito anche abbastanza lungo. Infatti, come avete sentito, la pole position Matteo l'ha stabilita in 1.11 e 995, quindi anche un circuito appunto lungo rispetto magari anche agli ultimi che abbiamo commentato. Infatti i giri totali da compiere sono ben 10 e non i 25-27 che abbiamo commentato ultimamente nel GP di Chioggia. Però si è commentato intanto il primo passaggio e ci siamo sbagliati di grosso, perché Elia 36 è stato lui a partire molto bene, e quindi adesso è lui al comando nei confronti di Mattioli che è secondo, Gianda 86 in terza posizione, Zach e il Couge in quarta e quinta posizione. Però intanto abbiamo già un distacco davvero importante che ha fatto Elia 36 nei confronti di Mattioli, Marco. È partito bene, ha creato un gran distacco e la cosa più importante adesso per lui è tenere il ritmo. Però direi gran lavoro di Gian 86, perché se non sbaglio ha recuperato un bel po' di posizione, adesso si trova in terza posizione, anche se la lotta lì dietro. Ah no, invece è stato bravo perché è riuscito a superare, a raggiungere la terza piazza. La terza piazza adesso è lì che tallona Mattioli per un podio che potrebbe essere molto fattibile, soprattutto per il distacco creato dai ragazzi dietro. Sì, hai assolutamente ragione, perché Gianda 86 non partiva proprio davanti, partiva... Ah no, anzi, partiva anzi in seconda posizione, quindi insomma Ah, è perché in ancora secondo, allora no, no. abbastanza...
è ancora abbastanza in lizza per appunto il podio, ma anche forse la vittoria. Vediamo poi il passo gara di Elia 36 che ha compiuto un altro giro in testa. Intanto il Koji ha passato Zac per la quarta posizione, però intanto c'è la bella lotta fra Mattioli e Gian 86 per la seconda posizione. Ha tentato anche in quel frangente in fondo nella curva a destra il sorpasso Gian 86 nei confronti di Mattioli, però sembra già il gruppo bello sgranato, Marco, è un circuito che forse non concede poi troppe possibilità per vedere un gruppo compatto. Nel frattempo forse il Koji ha riperso la posizione su Zac, e quindi Zac forse ha tentato di nuovo il coda sorpasso nei confronti del Koji. Intanto Gian 86 nel tornantino cerca il sorpasso, ma Mattioli si difende molto bene, quindi Gianda 86 deve rimettere un po' in cantiere il sorpasso, anche se ci prova adesso forse è passato? È passato Marco? Forse sì. No, forse Anzi no, da questa inquadratura dietro. abbiamo la riprova che Gianda 86 non è passato. Intanto Elia chiude il terzo giro con Mattioli secondo e appunto Gian 86 in terza posizione, e avevo visto giusto, Zac chiude questo giro in quarta posizione con il Koji che ha subito di nuovo il sorpasso e quindi ora è quinto. Però Marco, dai, stiamo vedendo dei bei duelli, come dicevo prima il gruppo non è proprio compatto, abbiamo dei duelli oppure dei trielli, possiamo chiamarli così, e è un circuito anche abbastanza lungo e forse anche dato per questo motivo, ma attenzione a questo attacco! Proprio kamikaze, Marco. Ma l'ha fatto anche bene, nel senso è partito dritto per dritto, è riuscito a tenere all'esterno la persona che stava superando e poi ha tenuto bene la posizione anche perché non era facile, lì basta poco. Ma a occhio Gianda mi sa che ha completato il sorpasso su Mattioli, eh? Dacci un Sì, occhio. te Mi lo sa che l'ha confermo. completato, sì. Sì, te lo confermo perché Gian 86 è riuscito a passare Mattioli per la seconda posizione. Adesso vediamo se avrà la motivazione o anche il passo gara per riprendere Elia 36 che insomma sta facendo un buon passo gara e sta ampliando il gap sempre di più. Intanto ha completato il quarto giro con Gian 86 che appunto passa in seconda posizione, Mattioli scende in terza, e poi abbiamo Zac e poi Gatto L, era lui forse che aveva fatto quel sorpasso kamikaze su il Koji che ora scende addirittura in sesta posizione. Poi abbiamo Dalvai e Oscar 10 in settima e ottava posizione. A completare la top 10 abbiamo Rocco che è salito in decima posizione nei confronti di Poggi che è sceso invece in undicesima posizione. Però Marco, vedo Gian 86 e Mattioli ancora lì incollati, ne vedremo delle belle secondo me. Ma non solo loro, ci sono questo gruppo di 5 piloti molto attaccati, che se non sbaglio vanno dalla quinta all'ottava posizione, nona, forse c'è anche Zac in mezzo, ma una lotta che mi sta piacendo molto, che li vedo continuare a darsi sportellate, è quella tra Salvo e Jack 46, che erano sempre molto attaccati e almeno fino al giro precedente provavano sorpasso contro sorpasso, ci stava provando Salvo e c'era riuscito poi nel giro precedente. Veramente una bella gara, perché come dicevo, comunque la pista lo permette con un po' di coraggio il sorpasso, poi i piloti devono essere bravi, si sono creati questi gruppetti, vediamo se ci saranno delle difese, anche perché lì a 36 ormai è partito, non si rivede più. A che tempi sta girando? Ma allora, Elia 36 sta girando sul muro del 12,6, 12,5, 12,7 è il suo passo gara. Per esempio adesso nell'ultimo giro Elia 36 ha fatto 1,12,7 contro Gianda 86 che ha fatto invece 1,12,8 e Mattioli 1,13,0. Quindi diciamo che in questo momento Elia 36 sta guadagnando quelle due decimi al giro che stanno permettendo di mantenere il gap nei confronti di Gian 86 e di Mattioli, che non riescono appunto a accorciare il distacco, mentre invece ho visto Zac e Gatto L che stanno un po' andando via nei confronti del gruppone che avevi citato prima, quello composto da il Koji, Dalvai, Oscar 10, Cechnik Sì, e Ruocco, quindi hanno sì. preso un po' di margine Zac e Gatto L. Ha preso un po' di margine, vediamo se servirà, ma probabilmente anche il coach sta prendendo un po' di margine, ci sta provando rispetto a quel gruppone fatto dal Vai, Oscar 10, Cechnik e Ruoco, che non è facile perché essere nel gruppo ti permette di essere sempre lì all'attacco e con la possibilità di guadagnare posizioni, quello sì, però poi se
tutto il gruppo va lento e rischi di rimanere risucchiato e perderti quelli lì davanti. Infatti Del Valle adesso è Infatti, sceso in infatti con decima. Dalvai è sceso in 10ª posizione perché appunto tra la sesta e la 10ª posizione tutti sono abbastanza vicini e quindi è molto facile fare un piccolo errore e perdere poi tante posizioni. Nel frattempo ci ha provato Alex07, se non ero nei confronti di Top Kart, ma poi per l'incrocio di traiettorie con una migliore uscita forse Top Kart è riuscito a mantenere la 12ª posizione. Però appunto, l'hai detto te prima Marco, è bella la battaglia tra la sesta e la 10ª posizione perché sono davvero tutti attaccati, mentre invece Elia 36 è lì il bello, tranquillo, che si sta godendo quasi lo spettacolo, quasi il panorama, anche perché vedo un bel pubblico, Marco, dalle belle occasioni. Sì, c'è un bel pubblico, mi sorprende, mi sta sorprendendo molto Gian 86 che comunque sta tenendo un ritmo che non ha permesso in nessun modo a Mattioli di provare neanche un attacco, nel senso ha quel margine in modo da potersi difendere in ogni occasione. Mattioli non riesce a stargli sotto e provare un attacco in scia o qualcosa del genere. Non ci riesce, ha Eh no, proprio un perché margine gira di sempre sicurezza. un decimo peggio, mezzo centesimo peggio, quindi non ha mai la reale possibilità di provare un attacco. Infatti sembra che Gian da 86 abbia quei 5 decimi di margine nei confronti di Mattioli, quindi attenzione perché forse la prima sicuramente posizione congelata, ma anche forse la seconda e la terza sembrerebbero congelate, perché in questo momento appunto Gian 86 sta girando meglio rispetto a Mattioli, vedendo un po' i tempi sul giro, quindi adesso, ripeto, sembrerebbero un po' cristallizzate e congelate le prime tre posizioni sul podio, Marco. Sì, che è una cosa importante perché mancano solo 2 giri e mezzo. È presente sul curvone che hai commentato prima il sorpasso? Probabilmente era di Alex07 su Tom Kart. Quello lì mi era piaciuto veramente molto. Sono incluso di Ah traiettoria, sì, andata che alla all'esterno fine ha e finalizzato, buttata. mi pareva che Tom Carter aveva difeso la posizione con un incrocio di traiettoria, ma poi forse non inquadrato, invece Alex07 invece ha tentato nuovamente il sorpasso e l'ha completato, mentre invece prima abbiamo visto un testacoda da parte di un kart che poi è ripartito senza problemi, però ha perso davvero tantissimo tempo perché è un circuito davvero lungo quello di Pomposa e appena fai un piccolo errore e non riesci subito a ripartire, perdi davvero tantissimo tempo, Marco. Ma diciamo che in ogni circuito è così, però in particolare nel circuito lungo anche psicologicamente è un po' più difficile, perché poi quel tempo lo senti molto di più, soprattutto se sei nelle retrovie, perché poi ti accorgi che i giri sono pochi e che quindi hai meno tempo per recuperare, come adesso ormai manca un giro e mezzo, meno di 2 giri, quindi anche psicologicamente diventa difficile lì, bisogna essere concentrati sul fare il passo migliore che si può e non è una cosa facile, soprattutto se sei nelle retrovie. Sarebbe da sentire qualcuno di loro in stagione e chiedergli perché lì si vedrà anche il pilota, perché va bene fare i temponi da primo della classe, là ci vuole veramente tanta forza, bravura, complimenti a loro. Però poi la persona che riesce a fare invece il tempo dietro non si è ancora mai vista effettivamente. Io non so tu, ma io non l'ho ancora mai vista perché è più difficile. No, assolutamente è molto più difficile. Nel frattempo siamo nel corso dell'ultimo giro con Elia 36 che sta per completare anche l'ultimo passaggio e quindi sta per transitare sotto la bandiera a scacchi di questo sesto appuntamento del campionato 2023 degli amici kart del Triveneto. Nel frattempo Marco si stava per entusiasmare per un sorpasso che si stava per concretizzare, ma alla fine non si è concretizzato. Siamo ormai verso la fine del circuito, siamo a metà del circuito con Elia 36, mentre invece Gian 86 ha preso quel margine necessario nei confronti di Mattioli per essere tranquillo con la sua seconda posizione. Stesso discorso possiamo farlo per Zac nei confronti di Gatto L, che ha preso un buon Gran gara di margine. Zac, eh? Gran gara di Zac. Sì, Molto bravo. assolutamente. Assolutamente, grande gara, ma io direi che l'MVP di giornata è Elia 36 che vince la categoria bronzo 2 davanti a Gianda 86 e a Mattioli. Addirittura stabilisce il giro più veloce della gara in 1.12.386 Elia 36. Gran giro finale da parte del vincitore. Poi abbiamo Zac
in quarta posizione, Gatto L quinto, il coach è sesto, Oscar 10 in settima posizione, poi abbiamo Rocco, Check Nick e Dalvai che chiude la top 10, poi abbiamo in undicesima posizione Poggi e in dodicesima Alex 07, poi abbiamo Top Kart in tredicesima posizione, poi abbiamo Salvo in quattordicesima e poi attendiamo sul traguardo che passa molto lento Jack 46 e poi abbiamo in quindicesima posizione dovrebbe transitare appunto Jack 46, poi forse dovrebbe transitare in sedicesima posizione Ludo FRZ e appunto Kumara e Eddie, però adesso stiamo a vedere la classifica finale con appunto il vincitore Elia 36 che ripeto ancora una volta ha stabilito il giro più veloce all'ultimo passaggio utile in 1.12 386 e quindi Elia 36 porta a casa la categoria bronzo 2 per il sesto appuntamento nel circuito di Pomposa. Marco, che ne pensi di questa categoria? La gara ci ha dato un bel assaggio della pista anche e soprattutto gli altri piloti che comunque poi si sono messi a correre e veramente una gara spettacolare da parte di Le36 che ha trovato il modo di partire subito davanti e se dovessi trovare una definizione per poi per quel giro veloce una smargiassata clamorosa che è una citazione diretta a quel programma famoso su Sky sulla F1 che cioè veramente l'ultimo giro disponibile puoi prendertela tranquilla, no vado a fare il giro veloce e dimostro chi è il più forte, veramente bravo. Però dietro si sono viste delle belle battaglie, probabilmente ci si poteva aspettare qualcosa in più da un circuito del genere, ma va bene così perché comunque qualche duello c'è stato e ne abbiamo visto una bella gara. E passiamo quindi adesso alla categoria bronzo 1 con Matty05 che parte dalla pole position con il tempo di 1.11.826. Ad affiancarlo sarà Previti e poi abbiamo in seconda fila Grega e Leorati, terza fila per Grex RD6, in quarta fila a chiudere la prima parte della griglia Milo e Luca con 5A finali, poi abbiamo in quinta fila Gilbert con Desta 4, poi abbiamo Axos e Talato in undicesima e dodicesima Casella, poi abbiamo lo zio e King Rollo in tredicesima e quattordicesima posizione, poi abbiamo René e Bialbero Camme in quindicesima e sedicesima posizione, poi abbiamo Bradipo e Lupastro in nona fila, poi abbiamo Berto e Christian in decima fila e poi abbiamo finito. E poi abbiamo finito con la griglia di partenza e adesso c'è qualche cosa che non va perché non tutti sono stati schierati correttamente in griglia di partenza e quindi pochi secondi anzi e poi possiamo attendere il semaforo verde di questa categoria di bronzo 1 che prevede come nella categoria precedente 10 giri e adesso vediamo un po' se tutto è pronto per lo start di questa seconda gara sul circuito di Pomposa ed eccoli partiti con Matty05 e Previti che sono scattati molto bene, quindi hanno mantenuto la loro prima e seconda posizione all'interno. Matty05 riesce a mantenere la prima posizione, quindi dopo le prime curve la prima posizione non è cambiata e quindi abbiamo Matty05 in prima posizione. Previti ha cercato di attaccare la pole position di Matty05 ma non ci è riuscito. Attenzione però a Greg che cerca invece un incrocio esterno per conquistare la seconda posizione, però vanno tutti via lisci, non c'è stato nessun contatto e quindi fino a questo momento Marco va tutto bene.
Va tutto bene, non mi sembra ci siano stati grandissimi sorpassi, forse c'è stato un errore adesso nella metà del gruppo, però ci aveva provato Previti spingendo proprio il kart a forza col peso del suo corpo in avanti. Beh, bravo Metti 05 a resistere. Almeno Attenzione quello mi che sembra. Greg S ha fatto forse un attacco aggressivo nei confronti di Leorati. Ha tentato un attacco all'interno, ma non ci è riuscito. Adesso lo vedremo qua, c'è possibilità di fare grandi cose, soprattutto dalla quarta e dalla sesta posizione, che sono veramente attaccatissimi. Sì, E sono rimasti qui, uguali, a parte Luca. sì, che Luca con 5A è riuscito a salire di qualche posizione ed è salito ben in settima posizione. Poi abbiamo Milo che è sceso in ottava, Gilbert in decima, mentre invece a destra 4 è salito in nona posizione e di conseguenza Gilbert poi completa la top 10. Però abbiamo Matty Uh, 05 che ha qualche decimo di vantaggio, mentre invece abbiamo visto poco fa un'aggressione esagerata del Cordolo su quella destra che abbiamo la fortuna di avere l'inquadratura nei confronti di Previti, volete voi pronunciare, però attenzione perché qua gli errori come nella categoria precedente non sono ammessi, perché altrimenti si rischia di perdere abbastanza tempo. ma più che altro lì è facile sbagliarsi. Sembra che andare al cordolo poi ti avvantaggia, invece no, ti penalizza soprattutto se hai l'altro che ti chiude la traiettoria in faccia. Quindi bisogna fare molta attenzione. Tra l'altro è sceso 20°, probabilmente ha fatto un errorino, era da vedere quale, ma continuando così il primo posto è assicurato. Se continua a mettere 0,5 e andare a questo ritmo, il primo posto è suo. Poi si è creato una grandissima differenza tra la prima metà del gruppo e la seconda. Si è creata veramente una gran differenza, anche se la seconda parte del gruppo è tutta compatta, sono tutti lì. Sì, hai ragione. Praticamente abbiamo quasi i primi 10-11 piloti che stanno viaggiando con un altro ritmo, mentre invece dalla 12ª posizione fino alla 20ª di Talato, la ultima, invece forse stanno facendo un po' fatica. Mentre invece Greg A è riuscito a passare Previti e quindi è salito in seconda posizione. RD6 invece è salito in quinta nei confronti invece di Greg S, che invece è sceso in sesta posizione, però ancora siamo nelle fasi embrionali di questa gara della categoria bronzo 1, che possono accadere ancora tantissime cose. Nel frattempo Metti 05 ha approfittato di questi duelli tra Greg A e Previti, forse si può anche infilare Leorati per allungare un po', quindi rischiamo forse di assistere al medesimo copione della batteria precedente con Elia 36, che aveva fatto davvero un gap importante nelle primissime fasi per poi mantenerlo. Metti 05 forse vuole fare la stessa cosa. C'è stato un momento in cui Greg A aveva tenuto un gran vantaggio nei confronti di Previti e di Leorati, ma veramente un gran vantaggio, tanto che ti sto per dire guarda che tra poco va a prendere Matti 05. Poi a un certo punto è stato preso e non riesce più a staccarsi di dosso gli altri due. Cioè c'è stato un momento di tre quarti pista, vorrei capire il perché, non so se è magari perché sta facendo fatica nelle curve, magari più velocità in rettilineo, bisogna capire un attimo. Poco prima degli ultimi curvoni finali era partito, aveva preso un bel vantaggio, poi è stato ripreso. E poi magari cercheremo di capire. Mentre invece Krishan forse ha fatto un errore ed è sceso addirittura in 19ª posizione. E quindi purtroppo c'è stato un errore e quindi Krishan ha perso così tantissimo tempo, addirittura da retrocedere in prima posizione, mentre invece Talato è purtroppo condannato alla 20ª. Nel frattempo abbiamo visto un bel attacco, anzi un tentativo di attacco per la quinta posizione da parte di Greg S nei confronti di RD6, ma non è andato poi a buon fine, mentre invece Leorati si sta sempre più avvicinando nei confronti dei primi del secondo e del terzo, ovvero di Greg A e di Previti, e quindi possiamo davvero assistere a un bel duello a 3 per la seconda e la terza posizione. Però si è completato il terzo giro, anzi il quarto giro, con il tempo di 1:12:6 nei confronti di Metti 05, che ha girato, pensate, 9 decimi meglio rispetto a Greg A, ragazzi. Cioè, quindi 9 ecco decimi. perché si spiega tutto questo gap. Spiega tutto questo gap, però vedi c'è un pezzo della pista come adesso in questo settore in cui il Greg A sembra guadagnare qualcosa. Guarda bene qui,
ne ha un po' di più, no? Sì, Poi nella parte vediamo se intermedia del riesce a tenerlo. tracciato. Poi vediamo se riesce a tenerlo. Solo in questa prima curva, nel giro precedente, era stato ripreso veramente molto bene sia da Previti che da Leorati. Adesso forse sembra averne un pochino di più e forse sembra poter andare a prendere il metro 05. Occhio alla tabella dei tempi per questo giro, Sì, perché sta segnando dei buonissimi settori Grega, attenzione, quindi dobbiamo proprio vedere questo passaggio. Nel quinto passaggio, attenzione, vediamo 1, 12 e 3 e stabilisce il miglior giro della gara. Attenzione, reazione di Greg A nei confronti di Matty 05, attenzione, e quindi forse non è proprio chiusissima la battaglia per la prima posizione, quindi ora dobbiamo vedere in assoluto il passo gara di Matty 05 di Greg A, mentre invece Previti e Leorati sono incollati fra di loro per la battaglia per il piazzamento d'onore per il podio, mentre invece RD6 e Greg S sono anche loro in battaglia per la quinta e la sesta posizione, mentre invece abbiamo il sorpasso di Milo che è salito in settima posizione nei confronti di Luca con 5A finali in ottava posizione, e poi abbiamo King Rollo che è passato in 12ª posizione nei confronti di René, però come abbiamo detto prima il gap tra i primi 10-11 piloti è abbastanza importante, lo si può vedere anche da questa inquadratura nei confronti appunto dai piloti che vanno dalla 12ª alla 20ª posizione. Medi 05 completa quindi il quinto giro con il tempo di 1:12 e 6, ma gira ancora molto veloce Greg A, gira perché ha girato in 1:12 e 3 e quindi attenzione, attenzione perché Greg A ha guadagnato altri 3 decimi di secondo e quindi la battaglia di nervi, più che altro possiamo chiamarla così Marco, in questo momento fra Matty 05 e Greg A è molto importante. Devono essere concentrati sul passo perché tempo ce n'è ancora. La gara non è, ovviamente è lontana dall'essere finita, siamo a più della metà, però comunque sono tempi. Se stai concentrato sul suo tempo decimo dopo decimo, che non stiamo parlando di un decimo solo, stiamo parlando di 3 decimi a giro, puoi recuperarla. Quindi dopo, quando magari metti 0,5 inizia a sentirsi le calcagna Grega, poi là si inizia a fare anche un altro tipo di gara. Però volevo chiederti, allora Leorato è superato Previti, no? Sì. Ma che tempi stanno facendo loro due? Perché anche loro due comunque stanno correndo più o meno a quel livello, cioè non si sono allontanati. No, perché effettivamente l'ultimo giro di Previti comunque era stato anche abbastanza lento, 1:13.2 contro il 12.4 di Leorati, quindi cioè comunque attenzione, perché in questo giro Leorati ha girato molto forte, in 1:12.4 contro il 13.2 da parte di Previti, e quindi attenzione, invece abbiamo il sorpasso di Greg S nei confronti di RD6, che forse però all'esterno si riesce a difendere, e poi purtroppo da questa inquadratura non possiamo capire se poi RD6 è riuscito a difendere la sua quinta posizione o no, però in questo tornante destro Greg 6 aveva fatto l'attacco, aveva tentato l'attacco nei confronti di RD6 per la quinta posizione. Però adesso attenzione perché Previti ha perso qualcosina, mentre invece Leorati si sta riagganciando nel trenino per la seconda posizione, Però adesso vedo forse Matty 05 guadagnare qualcosa nei confronti di Grega. Sì, Matty 05 sta tenendo veramente bene, bravo perché è concentrato sul suo ritmo, continua a fare un ritmo molto buono. E infatti stabilisce il giro, mi scusi Marco se ti fermo, perché stabilisce il giro veloce della gara in 1:12.278 contro il 12.711 di Greg A, e quindi Matty 05 forse ha voluto più gestire il ritmo, ha voluto gestire le gomme e adesso ha stampato il giro più veloce della gara. Nel momento più importante, se Greg S non è riuscito a superare il D6 tutto questo tempo, mi sembra che adesso l'abbia superato, Te lo segnalo così. Perché adesso RD6 è passato sul traguardo in quinta posizione, perché il giro precedente aveva tentato l'attacco a Greg S, ma non è riuscito appunto a fare l'attacco, perché appunto RD6 aveva difeso alla grande, mentre invece adesso da questa inquadratura vedo effettivamente RD6 scendere di una posizione nei confronti di Greg S, quindi Marco, ci hai visto lungo.
vediamo. La grafica mi darà ragione, scopriremo. Però Mette 05 che piazza il tempone per il momento più importante della gara, veramente bravo. Dietro però stanno facendo fatica. Ci sono anche delle belle lotte nelle retrovie, ma dalla seconda alla sesta posizione stanno tenendo tutti un buon ritmo, ma fanno fatica a superarsi l'un l'altro. Sono tutti concentrati probabilmente nel tenere il proprio ritmo. Sì, Greg 6 è riuscito a superare RD6. Greg S, bravo Greg S, per avuto pazienza perché è stato alle calcagna tutto il tempo e probabilmente al penultimo giro l'ha superato. Vediamo adesso se all'ultimo giro ci sarà qualcosa, ma Metti 05 è riuscito a rilanciare nel momento più importante della gara. Adesso probabilmente sta facendo un giro di gestione perché il suo vantaggio sta diminuendo, ma dovrebbe avere grande tranquillità. Sì, effettivamente Marco, Metti 05 ha la tranquillità necessaria perché siamo sull'ordine del secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Grega, e quindi ora starà gestendo le ultime curve del circuito di Pomposa Metti 05 per portare a casa la vittoria di questa categoria bronzo 1. Comunque Grega ha fatto una bella gara perché ha passato Previti e poi ha cercato di prendere Metti 05, ma non c'è riuscito perché Metti 05 vince la categoria bronzo 1 davanti a Grega e a Leorati che completa il podio. Poi abbiamo Previti in quarta posizione proprio ai piedi del podio. Poi abbiamo RD6 che fa il sorpasso nel finale nei confronti di Greg S per la quinta posizione. Poi abbiamo Milo in settima, Luca con 5 finali in ottava posizione. Poi abbiamo avuto anche il sorpasso di Gilbert che avevo visto in curva 1-2 in nona posizione nei confronti di Testa 4 che chiude così la top 10, e poi via via stanno passando tutti gli altri piloti. Però abbiamo avuto delle belle battaglie nel finale per la quinta e per la nona posizione. Marco, bellissime le esultanze di Lupastro al traguardo con le braccia al cielo, però grande gara, sì, belle battaglie, anche lo zio che vediamo comunque piloti nelle retrovie che sono molto contenti. Sì, Tarato è riuscito anche ad arrivare 19esimo, peccato sia per Tarato che per Krishan che hanno avuto quegli errori all'inizio della gara, però complimenti a Metti 05 perché il giro veloce nel momento più importante della gara vuol dire che hai meritato completamente la vittoria. Grega molto bene, veramente bene, ma RD6 che tiene Greg S tutto quel tempo dietro, al penultimo giro si fa sorpassare, ma l'ultimo giro gliela mette proprio lì sotto il naso. Secondo me è la perla della batteria, veramente veramente bravo. Effettivamente abbiamo assistito a un bel duello negli ultimi due giri per la quinta posizione, quindi ci hanno fatto davvero molto divertire RD6 e Greg S, ma alla fine a spuntarla è proprio il pilota RD6 che appunto finisce così in quinta posizione. Tra l'altro Metti 05 porta a casa anche il punto supplementare dato del fatto che ha fatto il giro più veloce della gara. E adesso saliamo di categoria e andiamo alle categorie Silver. Cominciamo dalla Silver 2 con AC57 che ha conquistato la pole position in 1.12.126. Poi abbiamo Pablo 95 in seconda posizione. Poi abbiamo Bullet, Polo 88, De Marchi, Puddu, Nico 15 e Brian che chiudono le quattro file iniziali. Poi abbiamo Leo Di Lea e Alex 95 in quinta fila.
poi abbiamo GTR e G17 in sesta fila. In 13ª e 14ª casella troviamo Pippo e Ricky 26. Poi abbiamo Danny e Mac 1 in 15ª e 16ª posizione. Poi abbiamo Sam 84 e Super Giro, che non ha stabilito un bel giro, in 18ª posizione. Poi abbiamo 70 Giovanni e Enrico 117 in 19ª e 20ª posizione. Poi abbiamo Scatto in 21ª posizione. Però, come nella scorsa gara, sono già partiti con AC57, che non abbiamo avuto proprio idea sinceramente se la partenza è stata buona da parte di AC57 o meno. Adesso aspettiamo un secondo aggiornamento della grafica delle posizioni per capire se tutto è andato per il meglio per AC57 oppure no. Però insomma, Marco, vediamo comunque tanti piloti in griglia in queste gare del circuito di Pomposa. Segnalo anche che Scatto è partito dalla 21ª posizione senza nessun tempo quindi stabilito nelle qualifiche. Sì, 21esimo senza nessun tempo, si è aggiunto adesso. I primi non hanno avuto problemi a schiacciare il pedale, la seconda parte del gruppo sì. Infatti in fondo sono più compatti rispetto alla parte davanti, che non hanno avuto problemi a scattare, a provare a superare gli altri, l'abbiamo visto anche dall'onboard. Invece dietro probabilmente hanno avuto più paura di schiacciare il pedale per non andare addosso agli altri, e adesso si trovano tutti compatti lì, però tutti che provano a creare qualcosa. Infatti hanno comunque un buon ritmo, cioè nel senso sono tutti attaccati, può succedere qualsiasi cosa. Ma infatti i primi tre sono tutti attaccati. Infatti AC57 ha difeso la sua prima posizione, però intanto i primi tre sono tutti attaccati. Intanto all'interno Brian ha tentato forse l'attacco per la prima posizione, e infatti vediamo i piloti fare traiettorie molto diverse. Addirittura adesso Bullet, se non erro, è passato in testa perché ha fatto una traiettoria completamente esterna, entrata di curva tutto interno, per poi uscire alla grandissimo da quella curva e sorpassare sia Brian che AC57. Quindi Bullet, se non erro, dovrebbe essere al comando della gara. Però, come hai detto tu, Marco, il gruppo è bello attaccato, Sì, il gruppo è bello attaccato, però se il sorpasso è andato in porto di Bullet è stato un manovrone clamoroso, perché in tutte le batterie precedenti, nelle due precedenti batterie, in tutti i tentativi di sorpassi lì, difficilmente si era visto completare il sorpasso, no? Si era visto il difensore chiudere bene. Invece adesso ha approfittato, probabilmente Bullet, adesso vediamo l'aggiornamento in grafica, approfittare della lotta tra C57 e Brian nel loro stretto, per poi andare quasi indisturbato, perché nessuno si era accorto quasi di lui che andava a entrare, no? Quindi nessuno ha pensato di chiudere la traiettoria. Questo ne ha beneficiato e poi ha chiuso il suo sorpasso nella curva dopo. Veramente un capolavoro, anche se sono lì e tutti attaccati, veramente una bella gara al momento. No, esatto, però come dicevi te, attenzione, c'è l'attacco di Brian per la seconda posizione, ce l'ha fatta. Brian è riuscito ad attaccare a C57 ed è salito così in seconda posizione. Però appunto Bullet secondo me ha fatto un sorpassone bello tattico e bello micidiale, perché davvero è riuscito comunque a sorprendere sia C57 che Brian. Però appunto Brian è riuscito comunque poco dopo anzi il transito del traguardo a passare a C57. Nel frattempo vediamo on board Alex 95 in 10ª posizione, e addirittura con la testa proprio abbassata per essere aerodinamico il più possibile e guadagnare quella velocità in più col suo kart nei rettilini. E possiamo anche vedere quello? Tu dici che è per quello che abbassa, cioè quindi abbassa la testa per quello, per essere più aerodinamico? Secondo me sì. Tu cosa pensavi? No, non lo so, stavo controllando qualcosa, però una teoria che ci sta, in realtà. Figo. No, secondo me per quel motivo. Attenzione, abbiamo forse l'attacco alla prima posizione a C57, che ha ripassato poi Brian. Forse è riuscito a riattaccare Bullet e di conseguenza riguadagnare la prima posizione. Ma ne vedremo secondo me delle belle, Marco, in questo allenamento si inserisce. Anche De Marchi si inserisce, quindi attenzione, perché potremo assistere a una bella battaglia. Non se ne mandano a dire anche dietro, e hanno ragione. Sono veramente tutti attaccati. Non sto scherzando. Ci sono anche Nico 15 e Puddu si vogliono inserire. Però forse adesso
forse a C57 Bullet hanno preso quel margine, quei 2-3 decimi in più su Ma ancora poca roba. Brian, De Marchi, Nico 15 e Puttu. Forse necessario no, come non detto, si sono ricuciti immediatamente gli altri 4 nei confronti di AC57 Bullet. Bello quel... Molto bella quella chicane alla finale, veloce da prendere, secondo me ci si diverte molto a prenderla, però veramente che bagarre, tutti lì, che forza. Sì, E sono diventa ancora più tutti lì. importante, diventa ancora più importante il sorpasso che ha fatto Bullet prima, perché il primo non è ovviamente il più tranquillo in assoluto, però il primo ha sempre quel qualcosa in più, sta dettando il tempo e non deve, diciamo, quando sei nella seconda e terza posizione hai un pelo di più di pensieri. Hai il punto di riferimento magari di Bullet davanti, però hai un po' più di pensieri, diventa difficile poi perché sei sempre più invischiato nella lotta dietro rispetto a Bullet, soprattutto quando te ne trovi 6 ad arrivare, perché poi ti guardi dietro e te ne accorgi che arrivano. Quindi Bullet, se è bravo a pista libera, prova a fare il passo e vediamo se riesce a creare il solco, se no ne vedremo veramente delle belle. Ma allora ti dico, dalla tabella dei tempi non sembrerebbe così, perché tutti girano comunque in 13 e 8, in 14, che comunque girano un po' piano in questo momento, Sì. i piloti della categoria Silver 2 nei confronti sia della categoria Bronzo 2 che Bronzo 1, bisogna essere sinceri, quindi stanno anche rallentando un po' il passo e quindi stanno forse perdendo un po' di tempo in questi duelli i piloti della categoria Silver 2. Però intanto Bullet transita sul traguardo in prima posizione, mentre invece Brian è passato in seconda posizione nei confronti di AC57 e quindi sale in seconda posizione, mentre invece De Marchi è sempre quarto come Nico 15 in quinta posizione e Puttu in sesta. Però appunto sono tutti racchiusi in 1 secondo, 2 secondi i primi 6. Sì, che comunque a vederla tutta tra il primo e il 21esimo non è che ci sia questa enorme differenza, devo dire. O perché No, girano come tutti piano, come hai detto tu. precedentemente nella batteria bronzo 1 abbiamo visto 2 grupponi proprio separati, mentre invece nella Esatto. Silver 2 stanno vedendo comunque un bel gruppo compatto, racchiuso comunque in circa 20-30 secondi tra di loro. Però intanto vedo che 27. comunque i primi 7 forse stanno facendo un ritmo forse un po' importante in questo momento, quindi a metà gara si sta cominciando un po' a vedere chi può battagliare per le posizioni di vertice e chi invece si deve accontentare di una posizione di rincalzo. Metà gara. Bravo Paul perché prima non erano in 7, erano in 6 se non sbaglio a tenersi lì. Bravo Paul a stare attaccato al gruppo davanti. Nel E a creare il frattempo suo- Puttu è passato in quinta posizione nei confronti di Nico 15, che invece è sceso in sesta posizione, e quindi una posizione guadagnata di Puttu, mentre invece Bullet è transitato ancora una volta sul traguardo, mentre invece vediamo un sorpasso o un tentato sorpasso di scatto nei confronti di Alex 95. Sono ruota a ruota, testa a testa, e sono ancora testa a testa. All'interno? Attenzione che Alex 95 adesso ha il favore di traiettoria ed è chiuso così. Bravo. Quindi Alex 95 è riuscito a difendere molto bene la sua nona posizione. Bravo, è stato molto bravo. Approfittane Mana per raccontarci la pista da questo onboard. Ed abbiamo visto Purtroppo ce l'ho adesso appena le titolari. tolto, mannaggia. Però però come dicevo prima è una pista molto veloce secondo me, perché sì, ha ben 17 curve, 9 a sinistra e 8 a destra, però comunque presenta il retino principale che è lungo circa 150-155 metri, e poi Lo appunto passo? Sì. e però nel frattempo No, che raccontavo le caratteristiche della pista è cambiato il leader, perché Brian è passato, è riuscito a passare Bullet, che però adesso cerca un altro incrocio di traiettoria ma non ci riesce, e quindi Brian adesso è lui che comanda il Gran Premio di Pomposa della sesta gara del campionato 2023 degli amici Kart del Triveneto. Attenzione quindi, perché la battaglia per la prima posizione non è finita, però attenzione, vediamo un incrocio di traiettoria da parte di De Marchi. Vediamo da questa inquadratura poi nelle curve successive se è riuscito a passare, e sta ancora tentando il sorpasso nei confronti di AC57. No, non è riuscito forse a passare De Marchi, perché Sembrava AC57 è vederlo riuscito a chiudere. Sì.
Però vediamo davvero dei bei bravi, duelli bravi. lì davanti. Occhio Forse qua. adesso si formano le coppie. Attenzione, c'è il sorpasso forse. Forse c'è stato il sorpasso di Puddu su De Marchi. Forse De Marchi si va a concentrare più nel difendere la quarta posizione che attaccare la terza. Però adesso è Puddu che è davanti a De Marchi per la quarta posizione. E invece abbiamo Brian e Bullet che sono proprio tallonati. Anzi, ci siamo sbagliati clamorosamente, perché a C57 ha perso 2 posizioni ed è sceso in quinta. Però Brian ha tentato di nuovo l'attacco Bullet ed è salito così in prima posizione. E però Bullet davvero dietro. tanti bei duelli vediamo, Marco, anche per la prima posizione. Sì, veramente bene. Non vorrei essere in pole perché è un pelo dietro a provare a recuperare tutto quel gap in un giro e mezzo, però veramente gran cosa. Adesso forse si sono delineati un po' le posizioni. Sembra che la lotta alla vittoria sia cosa di Brian e Bullet in questo momento, a meno che di errori clamorosi. C'è la lotta nel podio. Peccato per la 557 per aver perso veramente tanto. Adesso vediamo se ne avrà per cercare di recuperare, perché o sono queste ultime curve o diventa difficile recuperare anche solo una posizione. Sì, adesso un po' ci sono le coppie adesso per la prima e seconda posizione, poi abbiamo la coppia per la terza e quarta posizione, poi abbiamo la coppia per la quinta e sesta posizione, mentre invece Polo 88 è un pochino distante. E inizia adesso quindi l'ultimo giro con Brian in testa, Bullet secondo, De Marchi terzo. Però De Marchi si deve guardare dietro nei confronti di... Attenzione! Attenzione perché Bullet è passato! È passato in questo tornante destro nei confronti di Brian. Quindi ora è lui che comanda la corsa in quest'ultimo giro. Però sicuramente Brian ci vorrà riprovare. E anche De Marchi sta difendendo molto bene la posizione nei confronti di Puddu. Vediamo se Brian tenterà di nuovo un altro attacco. Vediamo che Brian sta lavorando su diverse traiettorie per cercare di avere forse un'uscita migliore rispetto a quella di Brian. Ora siamo nel tratto di curva 11 e 12 che ancora tenta di entrare un filino più esterno. Vediamo adesso, cercano l'attacco all'interno e attenzione! Attenzione a Paiati! A Paiati c'è il rettilineo che poi porta verso la curva 14 e dall'interno ce la fa Brian! E ce l'ha fatta Brian nei confronti di Bullet e di conseguenza Brian adesso è in testa, mancano pochissime curve con Brian che vince agli estremi nei confronti di Bullet la categoria Silver 2. Ma che bel duello nel finale, e De Marchi è riuscito a difendere la terza posizione sul podio molto molto bene. De Marchi. Quindi poi abbiamo Puddu quarto, a C57 quinto, Nico sesto, Polo 88 in settima posizione, poi a chiudere la top 10 Ricky 26 in decima posizione che completa la top 10. Ma che finale abbiamo vissuto, quasi non ho più il un finale bellissimo e ci hanno dato una gran prova, grande spettacolo, ma devo dire bravo Brian perché più che altro gli ha risposto pumper focaccia a Bullet. C'è chi potrebbe dire che magari è stato troppo aggressivo, ma è stato giusto. Bullet è stato aggressivo nei suoi confronti nel penultimo giro, forse era all'inizio dell'ultimo, e Brian ha risposto pumper focaccia. È stato molto bravo, anche se ha rischiato un bel po', perché Bullet dopo aver perso quel contatto ha perso lo slancio per l'ultima curva e si sta per far riprendere anche dal terzo al quarto perché erano molto vicini, quindi è stato bravo, rischioso, però tutto sommato veramente bella gara. Io e te ci siamo divertiti un sacco, sicuro. Ma infatti i primi 4 sono racchiusi in 660 millesimi di secondo. Io a fatica in questa stagione non ho visto poi tanti distacchi così ravvicinati tra i primi 4. E ripeto, 4 piloti racchiusi in 660 millesimi di secondo, una rarità.
E passiamo adesso alla penultima categoria di giornata, alla Silver 1, e quindi qui il livello si alza ancora di più con Piccolo Money in pole position in 1.11.977, poi abbiamo Ace Buddha in seconda posizione, poi abbiamo Matty Pry e Nico UK che occupano la seconda fila, poi abbiamo EP121 con Astrofab con la terza fila, Erika e GT Zanda in quarta fila, in quinta fila invece troviamo Andre 98 Ste e Profi Racer, poi abbiamo Vendra e Nicola Z che occupano la 11ª e 12ª casella, poi abbiamo Emil Thomas e Rocky Donuts in 13ª e 14ª casella, poi abbiamo Gino e Burnout in ottava fila, in nona fila poi abbiamo Scarze 08 e Jerry 95, e poi a chiudere la griglia di partenza abbiamo Ake con 1.14.454, ma siamo on board con Matty Pry in terza posizione che con il suo kart con il via della gara della Silver 1, con Piccolo More che è riuscito a mantenere la leadership, con Matty Pry on board che tallona da vicinissimo Ace Buddha, e quindi abbiamo avuto una partenza anche in questo caso regolare di tutti i piloti anche in questa categoria, e siamo ancora on board con Matty Pry, che quindi sfruttiamo un po' la conoscenza di questo circuito. Attenzione, un piccolo contatto, abbiamo visto un piccolo contatto di Matty Pry, un piccolo tamponamento nei confronti di Ace Buddha. E qui ha sbagliato Matty Pry, secondo me. Ha sbagliato Matty Pry, ha perso un'occasione. Intanto è stato fortunato a non aver subito conseguenze da quel contatto, perché poi aveva perso tanta velocità e dietro non l'hanno preso, ma doveva creare una traiettoria diversa, perché quella era la chance per sorpassarlo, perché vuol dire che Sbuda era più lento di lui. Giusta analisi Marco, effettivamente, perché infatti poi ha perso quei decimi necessari per restare proprio incollato e francobollato, e adesso deve recuperare quei metri necessari per di nuovo ritentare un attacco. Però appunto un errore un po' non da Matty Pry, devo essere molto sincero, mentre invece Piccolo Mone è riuscito ad allungare un po' con la sua prima posizione, quindi transita sotto il traguardo per completare il primo giro con Andre 98 Ste, che ha perso davvero tanto terreno, ha perso davvero tantissimo, è sceso addirittura in 11ª posizione, ma anche Nico UK è sceso dalla quarta posizione che era in griglia alla 18ª posizione. Attenzione, non abbiamo visto sinceramente cosa è successo a Nico UK, però che peccato per Nico UK, che era partito in seconda fila, adesso addirittura è 18º. Non vorrei che il problema sia comune di entrambi, se c'è stato qualche contatto. La cosa positiva, oddio, partendo dalla quarta posizione non proprio, è che comunque è ancora in gruppo, è lì dietro e sono tutti molto attaccati, però si fa difficile. Peccato veramente. Piccolo Mone però a partire, stiamo iniziando ad avere il primo terzetto di giornata? Forse sì. Che bel sorpasso. Intanto vediamo, abbiamo visto un attacco di Erika nei confronti di EP121, e quindi Erika così sale in seconda posizione per il team Spider Pork, e di conseguenza è un duello in tutto in famiglia tra l'altro, quindi sì, vediamo se Erika poi ne avrà per allungare nei confronti di EP121 e di riprendere poi Matty Pry e Sbuda e eventualmente anche Piccolo Mone, poi staremo a vedere. Però intanto siamo ancora on board con Matty Pry, che non è riuscito in realtà a recuperare terreno nei confronti di Sbuda dopo quell'errore. Magari ora dovrà stare forse più attento, perché forse avrà anche il gioco dei commissari, che magari questa gliela faranno passare, ma la prossima no, non penso. No, normalissimo incidente di gara, è che lui ha perso un'occasione, era per quello. Però sembra che sia stato più Esbuda a recuperare su Piccolo Mone, perché Piccolo Mone non ha così tanto vantaggio, quindi probabilmente sta facendo anche un buon ritmo Esbuda. Occhio dopo la tabella dei tempi, Matty Pry sembra soffrire qualcosina, però sembra avere la stessa distanza, no? Tra Esbuda e Piccolo Mone, quella che c'è anche tra Esbuda e Matty Pry. Sì, non assolutamente. invece quella che c'è, non quella che c'è dietro tra Matty Pry e Eric, invece, che sembrava più alta. Adesso quando c'è il prossimo cambio di inquadratura lo capiremo meglio, quando andiamo verso la sera anche, quindi potrebbe essere anche un po' più umido il circuito. Poi siamo in una località marina, quindi potrebbero arrivare un po' di fattori in gioco. Sì, esatto, perché poi entra in gioco anche il cambio di luce, e quindi con la luce artificiale, quindi potrebbe anche essere questo un fattore determinante nell'economia della guida di un pilota, quindi attenzione, staremo anche a vedere sotto questo punto di vista anche per la categoria Gold, che commenteremo tra qualche minuto. Nel frattempo
Ake è salito anzi è sceso in 17ª posizione, ma anche Profi Racer, attenzione, Profi Racer anche lui ha perso tantissimo, era partito in 10ª posizione in griglia di partenza, ma adesso lo troviamo addirittura ultimo e purtroppo non abbiamo potuto vedere eventualmente un errore da parte di Profi Racer, che lo vediamo lì in lontananza ultimo, e quindi probabilmente avrà fatto un errore, un testacoda, ed è purtroppo quindi sceso in ultima posizione. Però fino adesso, vedendo la gara, il gruppo sembra un po' sgranato, non ci sono dei gap così ravvicinati per un eventuale duello, soprattutto parlo ovviamente dei primi 4, 5, 6 piloti. Staremo a vedere nel corso della gara, siamo nel primo terzo di gara, la gara è ancora lunga, però fino a questo momento bisogna registrare il fatto che appunto i primi 4, 5, 6 sono un po' lontani a sé. Soprattutto, come hai detto tu, i primi 6, perché tra il settimo e l'ottavo mi sembra di aver visto una bella bagarre tra Vendra e Astrofab. Sì, che c'era stato sorpassi contro sorpassi. Da vedere anche perché da questa inquadratura che avevamo visto sembravano un po' più distaccati, ma nel giro precedente avevano dato vita a una bella lotta fatta appunto di sorpassi contro sorpassi e sorpassi. Poi nel frattempo Vendra va ancora avanti. Hai ragione, Piccolomone Piccolomone sta facendo molto bene, sta tenendo molto bene la sua leadership. Adesso addirittura ha girato in 1.14.0 contro il 13.4, il 13.4, e quindi attenzione di Esbuda, di conseguenza occhio, perché comunque sta girando molto lenti, non so se è appunto il cambio del clima o meno, però bisogna anche attenzionare questo dato. Forse è l'umidità, sai, dopo arriva la sera, poi è veramente umido e siamo vicino al mare, quindi poi anche perché forse l'asfalto anche si è un po' raffreddato nel frattempo, anche se comunque siamo nei mesi di luglio, fa caldo, siamo comunque in una giornata bella calda, di conseguenza ma non proprio caldissimo, ti devo dire, dipende. Però questo si può incidere, vediamo se sarà così. Certamente stiamo vedendo molte meno lotte, quello sicuro. Stiamo vedendo molte meno lotte, infatti addirittura, se non sbaglio, non c'è stato neanche un sorpasso in questo giro, esatto. Neanche un cambio di posizione. No, però attenzione, perché sto vedendo che il secondo, il terzo e il quarto, ovvero parlo di Esbuda, Matty Pry ed Erika, sono lì vicino, quindi attenzione, sì. Attenzione, prova l'incrocio, il contropiede più che altro. Grande Eric, che fa anche un gesto a Matty Pry, non capiamo quale sia il gesto di preciso, però gran mossa furba da parte di Erika, molto brava. Sì, è stata bravissima a sfruttare l'occasione, però sembra averne di più degli altri. Sembra essere pronta ad andare a prendere anche Sbuda. Veramente brava Erika, perché sta facendo una gara sensazionale. Cioè, guarda, ha già guadagnato terreno da Matty Pry. Sì, ha guadagnato quei decimi necessari da Matty Pry, però quel sorpasso di contropiede mi è davvero molto piaciuto, come quello di Bullet della scorsa batteria. Comunque, Piccolomone in testa, Esbuda secondo, Erika terza, poi abbiamo Matty Pry che è sceso in quarta posizione, poi abbiamo Epp 121 in quinta posizione, poi abbiamo GT Zanda in sesta posizione, poi Andre 98 Stay chiude la top 10, però attenzione che Erika è attaccatissima a Esbuda, quindi attenzione, perché potremo vedere un altro tentativo di attacco da parte di Erika per guadagnare un'altra posizione. Quindi adesso Erika sembrerebbe on fire e abbastanza competitiva, e potrebbe davvero... Attenzione, tenta il sorpasso! Eccolo. L'avevo appena detto! Attenzione, e ce la fa! Bello! Bel sorpasso anche questo, che non dà neanche diritto di replica al pilota attaccato, quindi davvero ottimo attacco, ma soprattutto anche ottima difesa nell'immediato. Cioè, sembra averne proprio di più e basta, cioè non c'è altro, sembra proprio averne di più, sembra andare più veloce degli altri. Occhio anche alla tabella dei tempi dopo questa, perché l'ha superata con una facilità. È stato troppo facile anche. Bello il sorpasso, ci vuole tecnica, eccetera, ma sembra andare proprio da un'altra parte. Infatti non mi sorprenderebbe che, tenendo questo ritmo qui, anche gli altri, lei possa andare a prendere Piccolomone prima o poi. Infatti addirittura nel sorpasso, pensa a te Marco, nel sorpasso Erika ha girato in 1.12.940, e Sbuda aveva girato in 1.13.3, Matty Pry in 14.1, quindi voglio dire...
col sorpasso. Intanto Matty Pry, attenzione, ha tentato, però non so se questo sorpasso si può giudicare regolare, sinceramente. Io ho i miei dubbi, Marco, però che si è visto anche un po', il pubblico si spazientisce, si vede qua, Sì. però insomma, Questo ci porta a due cose. Erika a stare molto più tranquilla perché ha guadagnato tanto margine, anche se Piccolomone comunque è un bel margine, non è proprio poco. E ci dimostra anche che la pista non è proprio, cioè sta diventando forse un po' più scivolosa, perché il kart poi a un certo punto non ha tenuto e forse è stato un po' troppo aggressivo Matty Pry, però ci avrei provato anch'io lì. È stato giusto. ha visto il varco e ha tentato, dai, mettiamola così. Esatto, ha visto il varco tentato, certo che poi Sbuda è quello che poi viene più penalizzato da tutti, quello è vero. Assolutamente sì. E intanto Piccolomone passa ancora in testa, e ti vorrei sottolineare, Marco, che i primi 4 sta facendo un altro mestiere. Prima a inizio gara dicevamo che era un gruppo compatto, adesso invece il gruppo non è più compatto, i primi 4 stanno facendo un'altra gara nei confronti degli altri. Gli altri non stanno per niente tenendo lo stesso ritmo, stanno girando costantemente in 14, mentre invece Piccolomone, Erika, Sbuda e Matty Pry stanno comunque girando sotto i 14, con qualche punta anche sull'1 e 12, e di conseguenza la differenza di Piccolomone, Erika, Matty Pry ed Sbuda si vede. Sì, si vede, è meritata e questo ha permesso poi a Matty Pry, nonostante gli errori, di non perdere tanto margine, non come è successo per esempio nella batteria precedente. Occhio però, perché la lotta tra il quinto e l'ottavo, o settimo, non è mica banale. Non c'è stato nessun sorpasso negli ultimi 2 giri, ma sono tutti lì attaccati. E manca un giro e mezzo, manca quasi un giro, quindi occhio. Eh sì, siamo all'ultimo giro con Erika che stabilisce il tempo di 1.12.6, mentre invece Piccolomone 1.13.1, quindi ha guadagnato mezzo secondo nell'ultimo passaggio Erika, e lo vedi lì Piccolomone, e quindi non è ancora finita forse la battaglia per la prima posizione. Piccolomone forse sta avendo un'esagerazione nello stare tranquillo, perché Erika sta ancora guadagnando nel tempo e lo spazio si sta chiudendo ancora di più, mentre invece Matty Price deve guardare le spalle da Sbuda, che anche lui è attaccatissimo, è pronto per l'attacco e lo spinge fuori, Matty però non sarà di sicuro contento. Bel duello questo per la terza posizione, però Matty Price è riuscito a mantenere la terza posizione. Vediamo se Sbuda tenta l'attacco dopo questo rettilineo. No, non riesce ad attaccarlo, però Matty Price. Che staccata! Bella questa, è stato bravo. Sì, però attenzione che con Sbuda il rettilineo. Adesso andiamo in curva numero 14. All'interno Sbuda, all'interno è riuscito a passarlo, forse nelle ultime curve, mentre invece Erika ce l'aveva quasi fatta a riprendere Piccolomone. E infatti l'ultimo giro è il giro più veloce della gara, in 1.12.2. Piccolomone, pensate, aveva girato in 13.0. Vabbè, c'era quasi riuscita Erika a rimontare Piccolomone, ma non è bastato, perché Piccolomone è transitato per primo sotto la bandiera scacchi per la categoria Silver 1, con qualche patema e con qualche paura nel finale. A chiudere il podio invece è Sbuda, che è passato nelle ultime 3-4 curve Matty Pry. Abbiamo vissuto anche in questo caso un bel finale, Marco, con una Silver 1 davvero di livello negli ultimi 2-3 giri. Sì, abbiamo visto non solo negli ultimi 2-3 giri, perché poi tutto il resto della gara ci ha portato a questo. Però veramente una bella gara, ti devo dire, Matty Pry secondo me meritatamente quarto, anche se la cosa più bella che ha fatto l'ha fatta nel momento in cui ha subito il sorpasso. Cioè, in quel momento lui forse meritava di stare davanti perché ha fatto una staccata clamorosa, ma Sbuda è stato lì e ha meritato di stare davanti, e anche per quel sorpasso tanto aggressivo che le aveva fatto Matty Pry prima, e peraltro per un'altra serie di situazioni Matty Pry poteva superare all'inizio, non ne ha approfittato. In quel momento Piccolomone è scappato. Piccolomone ci conferma ancora le sue qualità, veramente bravo, però Erika secondo me pilota di giornata. Sì, volevo dirtelo, Marco, MVP di giornata Erika, perché stava facendo un miracolo. In quell'ultimo giro ha guadagnato quasi un secondo, ma non è bastato.
Piccolomone comunque è riuscito a portare a casa la vittoria. Ma più che miracolo ne aveva proprio di più. Ne aveva proprio di più, si è visto dal giro veloce, ma poi Piccolomone ha vinto anche meritatamente. E siamo all'ultima gara della serata. In questo sesto appuntamento sul circuito di Pomposa, la categoria Gold sta per partire. Ma prima andiamo a vedere la gara di partita con Chobu che stabilisce il giro veloce in 1.11 656. Poi abbiamo Ale 17 in seconda fila, giro 94 HC e Gijo 93. Poi abbiamo in terza fila Fonti con Veteran David 05. Poi abbiamo Albi e Veggo, Rotto e Rossi 96 in nona e decima posizione. Poi abbiamo Mr. Six e Julie in undicesima e dodicesima posizione. Poi abbiamo Dennis Criminal con Fra in tredicesima e quattordicesima casella, Scorpion e Ninja in ottava fila, Riz e Roby LOL indietrissimo in 17 e 18 posizione. Poi abbiamo Velvet Thunder e Meunida 93 in 19esima e 20esima posizione. Poi abbiamo in ultima fila Bulldog e Cenez 16. Ma come potete vedere siamo già partiti con onboard camera Roby LOL che rispetto alla gara di Chioggia si trova molto indietro, quindi deve fare davvero un mega recupero Roby LOL del team Capeta. Ma come stanno guidando dietro? Wow. Solo le prime 3 curve. Vabbè che la pista è larga, ma file da 5 piloti, una cosa incredibile. Occhio sorpassi. Oh! Attenzione, si solleva della polvere. Probabilmente qualcuno ha fatto un'escursione, una piccola escursione sull'era. Però intanto i primi tre stanno dando battaglia con Chobu alle 17, giro 94 HC, che stanno davvero battagliando alla grande in queste primissime curve del primissimo giro della categoria Gold. Adesso poi aspettiamo il passaggio sul traguardo per l'aggiornamento della classifica, ma da questi primi duelli ne vedremo davvero delle belle. E intanto con Roby LOL vediamo le battaglie a centro gruppo. Attenzione a Sandwich adesso, Roby LOL ne perde di tante riposizioni e non gradisce tantissimo questa situazione. Ancora una volta Sandwich con 2 piloti e non si sta trovando una bella situazione, forse anche inedita, devo dire la verità, per Roby LOL. Sì, abbastanza inedita. Diciamo che anche il passaggio dell'escursione sull'erba, come l'hai commentato tu prima, ha creato un distacco enorme dal gruppo in fondo, e anche questa battaglia probabilmente nel finale ha fatto perdere tanto tempo a quelli in fondo, che adesso diventa la loro rimonta ancora più difficile. Davanti invece ne hanno approfittato, e da vedere se riusciranno un attimo a compattarsi e cercare di trovare dei punti di riferimento per creare dei sorpassi, come ci sono già tra i primi tre, perché i primi tre stanno battagliando. Assolutamente, con Giro 94 HC e Gigi 93 che hanno guadagnato la posizione su Chobu, che è sceso in terza posizione, ma come potete vedere i primi tre hanno un distacco già importante sugli altri piloti, con Ali 17 che deve difendere la quarta posizione su Dennis Criminal, Albi sesto a chiudere la top 10 è Julie che è in decima posizione per il team Capeta, che non sta disputando un ottimo weekend in questo momento, perché comunque Roby LOL è in 21esima posizione, Meunida 93 in 14esima posizione con Ninja in 18esima. Invece per il team CTR 99 invece è un inizio di gara grandioso, con la doppietta di Giro 94 HC e Gigio 93 in prima e seconda posizione, mentre invece ai 17 ha perso 2 posizioni nei confronti del suo compagno di squadra Albi della GRT e di Dennis Criminal, che è salito in quarta posizione, ma on board vediamo ancora una volta Roby LOL naufragato adesso in 21esima posizione. Cioè ragazzi, è davvero qualcosa di clamoroso trovarsi Roby LOL in questa situazione, perché poco, cioè nello scorso weekend
di Chioggia era nelle primissime posizioni, mentre adesso è in fondo al gruppo. Non ci sta, sei nella categoria Gold, sei nella categoria più importante, non hai fatto un buon giro e dopo è difficile quando sei nella mischia. Quando sei indietro è veramente più difficile partire, andare avanti. Magari siamo abituati a vedere i grandi nomi che fanno le grandi rimonte, ma perché veramente sono cose super difficili. Adesso Robbie Roll la cosa che deve fare è pensare un sorpasso alla volta come quello che ha appena fatto. Prima era difficile perché poi quando sei nella mischia è veramente un'incognita totale, perché ne hai 4-5 addosso, è difficile trovare le traiettorie giuste. Quando invece ti ritrovi in fila, forse diventa un po' più facile, ed è quello che probabilmente spera anche lui, anche se diventa tosta, perché adesso i distacchi si allungano, come quello tra i primi due e Chobu, che deve stare attento perché Dennis Criminal e Albi arrivano. Assolutamente, con Giro 94 HC e Gigio 93, il tandem del team CTR 99 che stanno conducendo le danze in prima e seconda posizione. Chobu del team ABR sta in qualche modo cercando di rimontare qualche posizione, anzi di ricucire il distacco tra appunto la seconda posizione di Gigi 93 e la sua, ma non sarà molto facile perché i primi due del team CTR 99 stanno facendo tutt'altro mestiere, e quindi sarà molto dura per Chobu recuperare qualcosina, mentre invece vediamo là in fondo che Dennis Criminal e Albi se ne stanno dando di santa ragione perché sono francobollati tra di loro, e quindi assisteremo forse probabilmente a una bella battaglia per la quarta e quinta posizione. Completato invece il quarto giro con ancora davanti Giro 94 HC e Gigi 93 a condurre le danze, mentre invece il rotto ha passato Veggo e Fonti e quindi guadagna la settima posizione. Giuli ancora una volta in top 10 della migliore del team Capeta, mentre invece ancora vediamo Robilole che invece ha rimontato un paio di posizioni, non si trova più in 21esima ma adesso in 19esima posizione, ma lo ripetiamo, è una gara molto difficile quella di Robilole perché appunto fin dalle qualifiche non è stato proprio un appuntamento fin qui fortunoso e fruttante per Robilole. Sì, in generale per tutto il team Capeta la cosa che però non ci sorprende è vedere Giro 94 HC e Gigio 93 lì in alto, darsene come Dennis Criminal, come Albi, comunque sono nomi importanti che abbiamo già visto. E la cosa è che le prime 6 posizioni non sono così distanti. Mi sembrava che potessero distaccarsi un bel po' di più Giro 94 HC e Giro 93, invece no. Gli altri stanno dietro, stanno martellando. Dal sesto in poi iniziamo a parlare di altri discorsi. Eh sì, perché sembrerebbe che ormai la discussione per la vittoria sia riguardante più a Giro 94 HC rispetto a Gigi 93 e di conseguenza gli altri poi si devono un po' accontentare forse di una battaglia per la piazza d'onore sul podio e anche per una quinta e sesta posizione, mentre invece dalla settima in giù, come dicevi tu Marco, si ha la sensazione di avere qualcosa in meno e quindi di non mantenere lo stesso ritmo dei primi 6 e quindi di accontentarsi un po' delle posizioni di rincalzo. Sì, ma che siamo a metà gara e non è che tipo dici dal settimo al dodicesimo poi c'è un gran distacco. No, dal settimo in poi fino al 22esimo sono più o meno lì e siamo a metà gara. Quindi questo dimostra anche la qualità dei piloti. Non a caso abbiamo citati prima tanti, stiamo guardando l'onboard di Robbie Roll adesso. La vedi com'è la pista più scivolosa? È vero, hai ragione, che adesso purtroppo non abbiamo i dati riguardo alla temperatura dell'asfalto, dell'aria, però ci sembra un po' più di difficoltà per i piloti a stare in traiettoria, mentre invece vediamo che il terzo, il quarto, il quinto e il sesto sono lì appaiati, francobollati tra di loro per cercare di darsi una bella battaglia. Infatti Chobu ha perso 4 posizioni, adesso è sceso in sesta posizione del team ABR Verona e di conseguenza adesso la battaglia per la terza posizione sul podio sarà ancora più elettrizzante e interessante perché appunto Dennis Criminal, Albi, Mr. Six e Chobu sono attaccati tra di loro. Non sono distantissimi però questi 4. Attenzione, abbiamo avuto un piccolo contatto tra Mr. Six e Chobu e forse Chobu ha stretto leggermente Mr. Six. Staremo a vedere, poi ci sarà qualche sanzione disciplinare nei confronti o di Mr. Six o di Chobu, però mi sembrava una chiusura un po' troppo,
Non lo so, probabilmente era Albi, sai, non Mr. Six, non Chobu, perché Chobu era un po' dietro. E... Però, volevo dirti prima, Mr. Six, protagonista prima perché è stato bravo a cercare di stare attaccato ai primi 5 perché c'era un momento in cui sembrava un po' più distaccato. È stato bravo a tenersi lì perché poi nel momento in cui Chobu ha fatto quell'errore è stato bravo ad approfittarne anche lui, perché sennò rischiava di stare veramente dietro e adesso può dire la sua. Vediamo cosa c'è stato nel punto di prima, vedi, Mr. Six ne ha approfittato. Albi Sì, non ha alla fatto fine nulla. effettivamente Mr. Six e Albi erano coinvolti e non Chobu, chiedo scusa. Però appunto Mr. Six adesso è in quarta posizione. Ti faccio notare che nei primi 4 posti abbiamo 3 piloti del team CTR 99 e se comprendiamo i primi 10 ne abbiamo ben 4 perché anche Fonti in una posizione è dentro. Quindi se per il team Capeta non è un grande weekend, anche se Giulio comunque ha rimontato fino all'ottava posizione, invece per il team CTR 99 è una domenica sensazionale. Sì, giornata strepitosa al momento, come ti dicevo prima, a parte i primi due che comunque stanno facendo una gran gara e lo sapevamo, anche Mr. Six è stato bravo in quel frangente e adesso ne può approfittare, anche perché sembra averne un po' di più e Dennis Criminal è ancora un po' indietro ed è raggiungibile, vediamo se riuscirà a ricolmare quel gap perché addirittura potrebbe essere un trittico da podio. Attenzione perché io mi aspetto comunque prima o poi un attacco di Gigio 93, perché sta studiando da troppi giri il posteriore di Giro 94 HC, sta studiando con attenzione le traiettorie del suo compagno di squadra e quindi prima o poi io mi aspetto un attacco da parte di Gigio 93, perché è sempre lì francobollato da praticamente tutta la gara nei confronti di Giro 94 HC e quindi prima o poi mi aspetto di vedere un attacco da parte di Gigio 93. Quindi probabilmente vedremo un duello tutto in casa CTR 99 per la vittoria della categoria Gold, mentre invece Dennis Criminal della categoria del team, scusate, Smeriglio Racing deve invece difendersi da Mr. Six e da Albi. Sì, che sta facendo comunque un buon ritmo Dennis Criminal, anche se Mr. Six è lì dietro. Mr. Six, occhio, forse c'è adesso il sorpasso, forse? Tra i primi due? Attenzione perché ora andiamo su rettilineo in curva 14, li vedo, forse appaiati no. Forse il Giro 94 HC ha resistito e quindi abbiamo avuto il primo timido tentativo di attacco da parte di Gigio 93 nei confronti di Giro 94 HC. Ma siamo, anzi no, quel sorpasso è andato a buon fine perché è passato Gigio 93 nei confronti di Giro 94 HC. Forse ha deciso di passare in questo momento per essere poi decisivo nell'ultimo giro, perché siamo nel corso dell'ultimo passaggio con Gigio 93 che in questo momento conduce la corsa nei confronti del suo compagno di squadra Giro 94 HC, mentre invece Fonti perde una posizione e adesso scende in 10ª posizione nei confronti invece di Rizzi, che invece ne guadagna una del team JRT in 9ª posizione, mentre invece vediamo lì in fondo Bella Pagliati che cerca un incrocio di traiettoria Giro 94 HC per riprendersi la leadership, però purtroppo mancano poche curve alla fine del Gran Premio e non sarà molto facile perché adesso Giro 93 darà tutto pur di non far passare Giro 94 HC, mentre invece Dennis Criminal si sta riavvicinando e sta facendo un bel giro Dennis Criminal, attenzione perché poi può anche approfittare dell'eventuale duello tra i primi due, però attenzione, tenta l'attacco e attenzione, forse c'è il rischio di un patatrack clamoroso, anzi no, sopravvivono e attenzione, Gigio 93, ma stavano combinando un frittatone allucinante i due piloti della CTR 99. Per fortuna che è andato tutto bene perché altrimenti ne avremmo viste di cotte e di crude nel post gara. Comunque Gigio 93 vince la gara davanti a Giro 94 HC, doppietta del team CTR 99 nonostante il patema nel finale. Dennis Criminal chiude il podio in 3ª posizione, poi abbiamo Albi, Mr. Six, poi Chobu, Rotto, Giuli, Rise e Fonti che chiude la top 10 e poi via via tutti gli altri. Ma Marco, ma cosa stava combinando il duo del team CTR 99? No, era giusto provarci lì all'ultima curva perché se poi vai a vedere Albi
ha superato Mr. Six proprio lì. Quindi è stato bravo a provarci. Albi è stato bravo a non demordere dopo quel contatto di prima, qualche giro prima su quel tornantino. È stato molto bravo e poi proprio all'ultimo giro è riuscito a superare Mr. Six. Quindi veramente bravi. Fantastico il team CTR 99 che è il migliore di giornata assolutamente. Peccato invece per Capeta, perché non è stato proprio una gran giornata per loro. Ma devo dire è una bella gara perché poi alla fine tutti sono rimasti lì vicino. Mr. Six col giro veloce ci sta, l'abbiamo visto perché L'unico stava sotto l'1.12 è in in 1.11.940 è Mr. Six, perché fa Esatto. sempre parte del team CTR 99 che, se dobbiamo contare la top 10, occupa praticamente 5 piloti, anzi 4 piloti in top 10 oltre a GC93 e G94 HC. Quindi davvero un'ottima domenica del team CTR 99 in quel di Pomposa. E quindi Marco, alla fine abbiamo visto comunque delle bellissime gare, di tutte le categorie. Io mi sono divertito tantissimo. Sì, anch'io, è stato tanto un bel circuito propenso a tanti sorpassi, poi delle belle gare, dei bei finali, soprattutto nelle ultime categorie, tirati fino alla fine. E poi abbiamo visto anche una bella tecnica, piloti che penso si siano divertiti a correre in questa pista. E secondo me, non so te Elmala, però io ci andrei. In caso ci organizziamo un po' e se qualcuno degli amici del Carte del Triveneto vuole farci compagnia, ci organizziamo e andiamo insieme perché è un circuito che mi è piaciuto. No, esatto, un bel circuito questo qua di Pomposa che ha offerto davvero tanti spunti e tante possibilità di sorpasso, e quindi anche davvero offre davvero tante chance anche di fare anche delle traiettorie davvero importanti e anche poi di fare dei sorpassi anche un po' fuori dal comune. Nel frattempo però che vediamo i ragazzi premiati delle varie categorie, vi do conto delle varie classifiche, perché nella classifica pro vediamo Rotto in testa con 133 punti, poi abbiamo Albi a 113 e Robilol a 100 punti e quindi capite bene che è un weekend abbastanza negativo da parte di Robilol questo di Pomposa. Mentre invece per la categoria amatore abbiamo Gigio93 con 118 punti in testa, Dennis Criminal 105 e Rossi 96 in terza posizione con 84, e poi a chiudere abbiamo la classifica esordienti con Fra che è in testa con 94 punti, a seguire Chobu con 90 e Cendez 16 a 89 punti. Queste sono le principali tre classifiche del campionato 2023 degli amici kart del Triveneto. E quindi Marco, è venuto il momento di salutare, perché poi tra l'altro in mese di agosto non si corre e quindi c'è la classica pausa estiva. E quindi da Luca Malaspina e da tutto il team di CTS è tutto. Marco, ti do il saluto finale. Sì, è stato un piacere, però ci rivediamo nella seconda parte di stagione perché ne vedremo delle belle. Grazie a tutti gli amici del Card del Triveneto, del CTS Sport, da Marco Muccia, grazie Luca Malaspina. A presto!